che io voglio stare dietro di voi. Vuoi stare dietro di noi? Dietro. Allora vi volevamo dire stasera... Solo per l'altezza che non ci riesce, diciamo. Sì, c'avevo i capelli lunghi col ciuffo. Ho detto una fesseria, quando dico una fesseria sento i botti. Infatti li sento spesso. Facciamo così, non so. Volevo dire che collaborare con questi due disgraziati è una grande gioia in realtà, perché quando si forma una strana sinergia nell'aria, che è quella cosa calda che voi avete magari sentito, no, da questo palco, c'è un'energia diversa dal solito, e quando abbiamo collaborato casualmente io e lui insieme a Daniele è successo questo, perciò se sentite del calore è perché c'è questa sinergia. E il riscaldamento che ha adesso. Il riscaldamento, le luci, certo. Le luci. Sempre devi sdrammatizzare. Sì, perché se sentite questo calore effettivamente fa caldo. Siete in menopausa. Cioè, credo... Altro pausa. Altro che pausa. Altra pausa. Rimane qui. Io rimango qui? Ma sì, dai. Ma non lo so, devono dirlo loro, io non lo so. Ma non è che siete tanto convinti, Sì, vabbè. Magari oppure no. Ma pure Magari oppure no. Pure no, vabbè. Per te. Allora guarda, io mi siedo qua e vi osservo. Come cose sulle spalle. Cos'è? L'avvoltoio, grazie. C'è anche i suggeritori. Però anche perché fossero tutti così gli avvoltoi. Con i capelli lunghi. Senti Luca, volevo chiederti due cose. La prima mi ha colpito molto. La seconda me. La terza poi. Ma fammi dire cosa. Ok. Mi ha colpito molto del tuo album il fatto che per esempio in un'epoca dove in questi CD si zeppano veramente di tutto, 13, 14, 15 canzoni, 20 canzoni, sono tutti dei potenziali Troppe canzoni. La metà si potrebbero buttare, tu invece non ne hai messe poi così tante. No, perché è un EP, l'EP è un po' più piccolino, come Vuol dice. dire è poco. È poco. È pure poco, diciamo. E quindi è simpatico oltre ad essere bravo. Io lo sto riscoprendo in questi momenti, perché prima era antipatico. E quindi no, negli EP ci sono un po' meno brani perché Quindi vuoi dire che sì, anche tu farai un album con 20 brani, no? no, il precedente album che era l'Infinito c'erano 11 pezzi. Nel tuo album ci sono 10 canzoni. 10 canzoni. Più una ghost track. Più una cosa. È la misura giusta, dai. Più o meno l'album ormai oggi è di 11 brani e poi l'EP è di 6-7 brani, quindi è l'evoluzione della musica che sta andando verso questa direzione. Il centro gravita verso questa Direzione, no? ma Non c'entra, ci piaceva dirlo, no? E quindi l'album, ripeto, che è autobiografico, ci sono 7 brani, 6 canzoni inedite e una edita che è Buon compleanno ed è una cover. Senti, scrivere canzoni su di te, tu che hai partecipato a un talent show come Amici e poi è uscito dal talent show, ci sono stati anche gossip relativi alle tue storie, bla bla bla. Sì. Che vuol dire Era scrivere? un po' così. Sì. Parlavo di che cosa ti fa scrivere su di te? Quando la tua vita poi in realtà è stata perlomeno per un certo periodo, il periodo relativo alla trasmissione, sotto gli occhi di tutti. Credo che la musica sia, Federica potrà insegnarmi, nel senso che ne hai scritte tante. Credo che racconti comunque, al di là di chi le canta, racconta qualcosa di te, quindi se poi dentro di te ci sono delle storie che finiscono, che iniziano, che non ci sono mai state o che ci saranno, è giusto parlare di sé comunque. Poi ognuno ha una storia da raccontare, ognuno la racconta proprio nel suo modo migliore. Credo che il mio sia quello di cantare, quello perché recitare non è che sia proprio facilissimo. E quindi per questo. Senti, il tuo pubblico è molto giovane, no? Lo vediamo qua. Sì. Che responsabilità Sì, avessi io la vostra siete età. giovani. Perciò io faccio parte del tuo pubblico. Anch'io. Certo.
ma che responsabilità senti verso questi ragazzi? Ma responsabilità, io credo che la responsabilità sia quando, cioè non sia quando non si fanno le cose giuste. Io credo di fare, non di fare il giusto, però di fare quello che sento giusto. Poi non ci penso tanto, non credo di avere una grossa responsabilità. Quando si danno dei messaggi con la musica, ognuno percepisce quello che vuole. È ovvio che cantare un brano d'amore non ha milioni di significati, ma uno in particolare. Quindi una responsabilità forte no, però una responsabilità che è quella che è di far capire. Il messaggio che più posso dare a ragazzi della mia età è quello di non arrendersi mai, anche se si chiudono un sacco di portoni, tanti portoni. Il portone si è aperto dopo 5 anni nel talent Amici, poi ce ne sono ancora alcuni che si chiudono adesso, alcuni che si apriranno e io non mi arrendo, questo è il messaggio. Io posso alzare da qua che c'ho certo iniziamo a vedere i caldani, non ho capito. È il calore del pubblico. Tu mi arriva da qua. Sì, è la musica che hai sentito prima. Senti, negli ultimi anni partecipare ad Amici, arrivare nella terna finale è un segno distintivo per un cantante, però per qualche anno non è stato così. Però io credo, io non sono fra loro, nel senso che scrivo di musica, ma per me la musica è una grande cosa dove ci può stare anche Amici, soprattutto se poi tirate fuori dei talenti, insomma. Allora ci deve stare. Esatto. Però io credo che avere partecipato ad Amici per un certo tipo di critica, anche di pubblico, un po' un marchio, no? No, io credo che nei vari momenti della vita ci sono dei marchi, come può essere Sanremo Giovani, Sanremo, può essere Amici, può essere X Factor, ci sono delle varie fasi nella vita che la musica si accosta a qualcosa. Questo è il momento dove è stato allontanato un vecchio momento dove c'era il talent scout che riscopriva dal pub il ragazzo, il giovane talento, e magari adesso siamo noi a proporci ad un programma per farci conoscere, quindi è un po' stata facilitata questa sorta di esplorazione che era tenuto a fare il talent scout. Io non credo che il marchio Amici sia un marchio per me, se deve dare quello che sta producendo in questo momento come Alessandra, come Emma, Marco, Valerio e tanti altri, che ben vengano ad avere un marchio. Come Laura Pausini è uscita da Sanremo Giovani, io provengo dal talent Amici, come Marco Mengoni per X Factor e tanti altri. Quindi ci aggiorniamo in base ai momenti che viviamo. Ma senti che non essere passato dalla fase che tu dicevi prima, la fase della cantina, la fase del piccolo pub dove arriva il talent scout, becca... No, ma magari questo è un pregiudizio. Io sono convinto che tutti quelli che vanno nei talent show sicuramente avranno fatto una gavetta, un minimo di gavetta, cioè è un pregiudizio quello di partire sull'idea che chi va al talent proviene dal nulla, non ha fatto nulla e si ritrova in televisione. Può capitare che si trova un ragazzo che ha cantato sotto la doccia fino al giorno prima e il giorno dopo lo prendono, però sicuramente non è fatto solo da quei ragazzi, ma è fatto da ragazzi che hanno lavorato magari 10 anni prima, anche se ce n'hanno 10. Quindi capita che ragazzi iniziano a cantare a 10 anni, a 12 anni, 15 anni e parte è stato il mio caso. Senti, le ultime due domande ti volevo fare relative appunto al sogno. Si dice che i ragazzi di oggi, i giovani di oggi come te, come loro, non hanno sogni o li hanno sbagliati. Tu cosa ne pensi? Pensi che davvero sia così? No, io credo che se queste persone sono qui in questo momento è perché hanno tutti dei sogni e proprio se riescono a condividerli insieme a noi nel brano Sud New York significa che i sogni continuano per tutti e ci sono per tutti.